privati e le aziende. Ci sono due problemi particolari che, visto che abbiamo la possibilità di presentarli, li facciamo subito. Praticamente non è riportato nella ordinanza madre cosa dobbiamo fare per pagare i frutti pendenti dei raccolti sul campo. Non è previsto nessun risarcimento. Abbiamo chiesto più volte, anche proprio ancora il 4 di gennaio, mandata in regione al commissario, che ci dicano come ci dobbiamo comportare, perché qui la nostra zona non ha molte aziende artigianali, ma è prettamente agricolo, quindi c'era del tabacco, vedo qua il signor Negretto, c'erano della soia e altre culture. Questo è un punto che purtroppo mi hanno risposto che non è previsto nell'ordinanza madre, quindi attualmente non si può liquidare in attesa di una nuova ordinanza fatta dalla regione per poter sbloccare i soldi, perché nel milione di euro che è arrivato in comune il 22 di dicembre era compreso anche il 30% di questa cifra, però finché non ci autorizzano a sbloccarla, a liquidarla, non possiamo permetterci di farlo. Abbiamo privilegiato, prima di tutto ci siamo stabiliti delle regole, delle priorità, prima di tutto i privati, dopodiché le attività produttive, in modo da liquidare il famoso 50% del 75% ammesso a culture. Quindi noi da questo punto di vista li abbiamo liquidati entro il 31 dicembre, abbiamo liquidati adesso. Rimane sospesa questa questione qua, rimane sospesa la questione della pulizia dei terreni, perché sotto dove ha rotto le fascine ci sono parecchi ettari che hanno all'incirca una media di 80 cm di materiale fuoriuscito, quindi lì la bonifica chi la fa, quando la fa, chi paga. Il solito discorso che anche lì nessuno, abbiamo già segnalato in tutte le forme, però nessuno si è ancora espresso. Abbiamo un altro paio di casi di cui non abbiamo liquidato il contributo. Uno perché c'era una casa, il proprietario che ha la casa che è andata all'asta e non ci siamo sentiti di liquidare l'anticipo perché era pubblicata sul giornale, l'asta pubblica, quindi a chi lo dobbiamo dare? In banca ci hanno risposto picche che non è il compito loro, e noi a chi gli diamo questi soldi? Diamo al proprietario che non è più proprietario o cosa del genere. E dopo c'è un altro piccolo dettaglio, il discorso della liquidazione della percentuale di come valutare i beni mobili, cioè le lavatrici, frigoriferi. Noi ci siamo tenuti all'ordinanza previso per la comodale, tenendo il più basso possibile in attesa di documentazione di fatture o di scontrini fiscali. Questo è stato il nostro comportamento. Solo che purtroppo la trans più grossa è ferma in attesa che ci spieghino come dobbiamo fare per dare la percentuale alle aziende agricole che devono scavare i fossi o fare pulizia per la bonifica. Per il resto abbiamo liquidato, abbiamo dato il 50% di quello spettante in attesa della presentazione delle fatture degli scontrini fiscali. Quindi abbiamo tenuto sospeso i lavori dei danni sulle strade o altre cose perché prima abbiamo preferito liquidare i privati. Questa è la situazione di Sardegna.